Pollice operativo ma cervello non sempre attivo. I nostri giovani, così abili a usare gli smartphone e a comunicare in fretta con amici e conoscenti, a volte sono invece fragili, vulnerabili e a rischio. La polizia postale sta incontrando migliaia di studenti per metterli a corrente dei pericoli della rete e dei social. In Prato della Valle, a bordo di un'aula didattica mobile, gli agenti hanno parlato di sicurezza informatica, due i pericoli principali. Il non riconoscimento di ciò che è reale e di ciò che è virtuale se si naviga 24 ore su 24 e poi il conoscere persone che si pensano essere coetanee e che poi in realtà magari sono adulti e che tutto vogliono tranne che parlare in termini ludici con noi. Non si tratta di demonizzare i telefoni, lo dice anche il campione di rugby Mauro Bergamasco ai ragazzi. Fondamentale il ruolo delle famiglie, a cui confidare ogni sospetto, ogni dubbio, ogni paura e poi rivolgersi alla polizia. I ragazzi devono fare attenzione a non criminalizzare il telefonino, assolutamente, ma usarlo in maniera seria e responsabile e confrontarsi sempre con i genitori e con le forze dell'ordine, è indispensabile. Proteggere computer e telefoni cellulari, non usare password troppo semplici o corte, cambiarle spesso e soprattutto non dare confidenza a chi non si conosce. Guai condividere dati personali, tantomeno fotografie. Un esempio, una ragazzina mette in rete qualche foto bella, viene contattata da uno sconosciuto che riesce a farsi dare il numero di telefono e da un messaggio WhatsApp si passa a un vero e proprio ricatto psicologico. Non serve un controllo materiale sui nostri figli. Prima di dare in mano ad un ragazzo uno strumento informatico bisogna conoscerlo e per conoscerlo bisogna anche conoscere quelle che sono le applicazioni che sono scaricate sul cellulare, perché oggi le applicazioni parlano tra di loro, WhatsApp, Instagram, profili aperti, foto che vengono messe. Ricordiamoci che un 14enne che si sente forte in rete, sicuro di sé, inattaccabile, poi nella vita reale si trova ad affrontare difficoltà e insidie inaspettate.